You ass! Come here, ass! Fuck! Can your mind stand the shocking truth? Thrills, chills in MTV Trope. Facciamo, stiamo qua per oggi? Sì, però ho fatto un sogno stanotte. Cosa hai sognato? Ho sognato un altro professore che avevo, che mi diceva di non andare ad Amsterdam, che mi metteva inquietudine. Perché? Mi agitava, mi diceva nicht Amsterdam, di droga, mi diceva c'è la droga. E quindi non andare? No. Beh, infatti ad Amsterdam ce n'è droga, eh? Anche bagasce. Ma sì, andiamo. Quanti cazzo sono? All the same, you, me, them, everybody needs somebody, Che dire? Dove sono i tedeschi, questa città? Sono tutti italiani. Non possono essere... È impossibile. Allora è una città fatta da Agli italiani. italiani. La gente qua festeggia non si sa cosa e il nostro passaggio con la macchina non sembra turbare troppo gli animi. Ma siamo a Stuttgart o a Stoccarda di Puglia? Mi sembra una cosa strana però, non lo so, forse è strano. Mi aspettavo tutta un'altra casa. Ma abbiamo mica qualcosa? No, un cazzo. Questa è una scuola alle 9 di mattina. Capito perché voglio venire a vivere qui? Ci sono due che ci ammiano. E Guarda, anche qua sussiste il corollario che le donne sono tutte. Le donne sono tutte bagasce. Tranne la mamma, la sorella. No, le donne tutte bagasce tranne la mamma. Perché non mia sorella? Cancro, siete fantastici, meravigliosi, eccezionali, bellissimi. Sì, bravo. Leone, sei un figo della Madonna, non come quel cretinetti che ti sta vicino. Cosa vuol dire? No, che dico il mio poi tu dici Cancro, siete fantastici. Oh, Nasone, guarda. Nasone che a chi? Deficiente? No, gli oroscopi, allora si fanno a me. Oh, stupido! Una città moderna, mi aspettavo tutta un'altra casa. No, Remo, perché? Mi Dai. aspettavo una città antica, Ma come fai a aspettarti la città antica a Stoccarda? piena di vicoli carini. Ma l'hanno bombardata, l'hanno terrasa al suolo, come fai a aspettarti? Chi è stato? E non abbiamo ripreso? No, non è che bisogna riprendere. Io sono stato protagonista di spettacoli memorabili Che adesso? e sicuramente non mi sarei fatto perdere un bombardamento. Ma scusa, ma che spettacoli memorabili hai fatto? Tipo l'appello del martedì. Beh, è bello memorabile, l'appello del martedì. A me piaceva un casino. Sì, Mi divertivo. Poi c'era Maurizio Mosca, un grande uomo, un adesso. grande filosofo, La Madonna. un grande atleta, nessuno lo sa. Seduto con le mani in mano sopra la panchina fredda del metro. Sei lì che aspetti quello dello stato dritto, chiuso dentro il tuo palazzo. Non no. Io ero per un canta poster.
vogliono sapere cosa penso io di voi. Ma io non lo so, sono solo un povero servo di Fantasilandia. Invece voi cosa pensate di me? Sei una merda. Certo, capo! Culi, ce l'abbiamo questa puntata? Basta, Dai, questa puntata mettici due, non ti dico, due culi. Scusa un attimo, allora adesso ti faccio una domanda. Perché devo metterci due culi? Perché ce ne viene anche loro, per prima cosa. Secondo, perché uno guarda anche con più piacere, no? Ma affittati. E lì va sempre le vostre facce, dai, su. Affittati dei film porno e guarda. Siete due bei ragazzi, però la televisione è anche fatta un po'. Ma l'hai mai fatta dalla televisione? Ci vogliono dei culi, dai! Ho capito, questa è Hai una mai visto la trasmissione. televisione come funziona? C'è pieno di culi, dai! Questa è Cosa una credi? Che trasmissione- Panariello lo guardassero perché c'era Panariello, No, c'era parla quel tu. tronco di figa lì vicino, lo guardavano dentro le velline, cosa credi? Che la gente guardi che regge quell'altro? Guardiamo le velline che c'hanno il culo, no? Quelli lì di MPC devono prendere. Come si chiama quella frase? E non la vedo, io non la vedo. MTV. Quella lì vi devono prendere per come siete tutti. Ma è per questo che ci ha Quindi, presi. per Voi come vi siamo. piacciono i culi? Vi prendono con Ma i non culi. mi non Capito? mi piacciono i culi a me, piacciono a te. Paolo, Mi piacciono i Paolo, ce ne viene a caloro, Paolo, ce ne Ma viene a molla strano. caloro, ce ne viene a caloro, Paolo. Credo che sia Van Impe, Van Breckelen, sicuramente la squadra della che vissa Balan oppure della Banesto. Vediamo allora Indurain a piedi che rincorre Coppi nudo, poi arriva Schumacher con la carrozza e sono stanco, me ne vado a letto. Da solo col gruppo? Hai letto da solo con... Vado da solo in fuga, poi mi raggiunge il gruppone degli seguitori. If it wasn't the ocean, wasn't the breezes, wasn't the white sand, there might be no need if I could sleep through the cold nights, if I could breathe and eat 35 head. povero uomo, era così una brava persona Paolo. Lo so. Era uno che ti faceva sempre tutti i favori che Sempre disponibile. Ti ricordi quella volta gli ho chiesto di accompagnarmi alla stazione sotto la pioggia, ho preso l'ombrelluzzo, lo pappo parlava. E quella volta era domenica sera, tutto chiuso, gli ho detto c'erano da fare 10 km a piedi, ti vai a prendere le sigarette, pronti, via, C'era sigarette. da fare un lavoro, lo faceva, un favore te lo faceva. E va a fare un errore così, vegnale, un errore banale, una cazzata. Perché doveva guardare il culo a mia sorella, dico io, lascia stare. Comunque l'abbiamo nascosto bene, ma secondo me si vede. E io ti ho detto fai un buco grosso, ma non così grosso. E quindi se io sono morto, ok? Come faccio se non vado in un'altra dimensione? Che senso? Non riesco a immaginare che cosa io possa fare. Quindi non hai mai immaginato te da morto? Sì, però non senza riuscirci. Cioè senza riuscire a capire come sarai quando Vedersi sarai morto in una bara credo che sia una cosa semplice e visiva. No, sì, Però no, al di dico, là di questo tu ti domandi. cosa penserai quando sarai morto? Forse niente, per il fatto che sei morto. Ma non pensare niente non vuol dire non essere. Questo è il problema. Io posso anche pensare di non pensare a nulla, ma non posso pensare di non essere più. Quindi o c'è una dimensione oppure voglio sapere dove cazzo mi infilano. Perché come faccio io? Facciamo così, il primo dei due che muore va dall'altro E glielo racconto. e glielo racconta. Eh sì.
MTV Trip.